Una serata frizzante, determinata e con ideologie diverse ha caratterizzato l'incontro di ieri sera animato dalle candidate del Friuli Venezia Giulia alla Camera e Senato, presenti a Cervignano del Friuli e moderato dalla giornalista Elisa Michelut. Presenti per la Lega Nord Elena Lizzi, per il SEL grazie a Carla Francescato e Serena Pellegrino, per il Partito Democratico Federica Zogolin, Franca Quassa e Rosa Ricciardi, per il PDL Manuela Di Centa, Michaela Sette, Anna Maria Cisint, Lidia Driutti, Elena Cecotti e Letizia Mauro. Un pubblico numeroso e attento ha partecipato alla serata, sollevando problematiche ed incentivando le candidate ad esporsi su tematiche di maggior presa: ridimensionamento del Parlamento e delle prebende dei parlamentari, moralizzazione della politica, conciliazione dei tempi della donna tra politica, lavoro, famiglia, sostegno all'imprenditoria e attenzione ai disabili. Ciascuna candidata ha spaziato su tematiche di proprio interesse, nate dal vissuto e dalla propria esperienza, chi maturata in anni di esperienza parlamentare e chi spinta dall'emozione di rompere il ghiaccio verso un'avventura, quella politica, ancora semisconosciuta. Tra loro sindaci e consiglieri che non hanno accettato di essere identificati come politici, bensì ribadendo che si sono messi a disposizione dell'attività politica. L'iniziativa, promossa dall'associazione Fare Donna Friuli Venezia Giulia, presieduta da Consuelo Modesti, insieme al Comitato Donne che guardano al futuro e all'associazione Se non ora quando, sarà ripetuta a Udine lunedì alle ore 18 presso l'Auditorium dell'Erdiso e martedì 19 presso l'Hotel Carnia a Benzone.